Bentrovati amici sportivi, buon anno e ben ritrovati con le telecamere della Wii Sport pronte a inaugurare questo 2017 sportivo del campionato degli allievi regionali Girone C. Il Città di Messina al Garden Sport gioca la 12ª giornata del campionato, da capolista in classifica a quota 31 punti, 10 vittorie su 11 gare per i ragazzi di Mister Cosimini, un solo pareggio. Nell'ultima gara, quella che ha chiuso il 2016, una netta vittoria per 4-0 contro i rivali dello Sporting Club Messina. Stanno comandando il campionato i ragazzi del Città di Messina, che sono pronti a scendere in campo quest'oggi contro la Folgore, imbaricata nelle ultime posizioni di classifica a soli 10 punti, vogliosi di riscatto in questo nuovo anno sportivo. Vediamo qui inquadrate le due squadre che scendono in campo per i classici riti delle nostre telecamere, e poi si potrà iniziare con il Città di Messina quest'oggi in maglia bianca, Folgore in maglia gialla. Si stringono a cerchio i ragazzi di Mister Cosimini, che vogliono trovare l'11ª vittoria in campionato per sognare sempre di più la vittoria dello stesso. Nel frattempo siamo partiti con la Folgore che ha battuto questo primo pallone di gioco. Il Città di Messina però ha recuperato subito e provano immediatamente a spingersi in avanti i padroni di casa con questo lancio per Arena, che era in posizione regolare. Giordano aveva visto il compagno sul secondo palo, prova a staccare di testa il capitano quest'oggi, Anthony Arena. La palla però finisce al lato, ancora Città di Messina che è partita molto bene. Qui viene atterrato D'Amico al limite dell'area, e allora attenzione perché dopo 5 minuti sul cronometro del direttore di gara la prima occasione è pericolosissima, e per i padroni di casa che conquistano questo calcio di punizione in tanti. Su questo pallone si andrà allo schema che alla fine favorisce Giordano, che con i giri giusti mette il pallone all'incrocio dei pali, siglando la rete del vantaggio. Dopo 5 minuti il Città di Messina è in vantaggio, la rete di Giordano che ha realizzato questo splendido calcio di punizione, che possiamo riapprezzare. Il destro perfetto del numero 4 dei padroni di casa, Anania, estremo difensore della Folgore, non può nulla perché la palla si spegne all'incrocio. Soddisfatto Mister Cosimini di questo inizio dei suoi. Allora dall'altro lato però prova a rispondere immediatamente la Folgore, qui con il pallone che all'indirizzo di Sgro, che prova a lottare, ma c'è un grande intervento difensivo di La Rosa che spazza via il pericolo. C'era stato anche un presunto fallo. Nel frattempo qui resta a terra proprio Sgro dopo un contrasto di gioco. L'arbitro aveva lasciato continuare, dice qualcosa all'indirizzo del direttore di gara, il numero 9, che quindi riceve un cartellino rosso. E attenzione perché non è finita qui. Dopo appena un minuto questo gesto da parte di Tritone, visto dall'arbitro, che inizialmente estrae il cartellino giallo, Tritone continua a protestare e allora il direttore di gara espelle anche il numero 11 della Folgore, che clamorosamente nel giro di 2 minuti si ritrova in 9 contro 11, doppia superiorità numerica per il Città di Messina, in vantaggio anche di una rete. Gara tutta in discesa, provano ad approfittarne immediatamente i padroni di casa qui con Spoto, che però si fa ipnotizzare da Anania, che con un grande intervento mette in calcio d'angolo. Dagli sviluppi dello stesso pallone sul secondo palo, dove a botta sicura va Giordano, solo il palo però nega la gioia della doppietta personale al numero 4 del Città di Messina, che nel frattempo chiude questo primo tempo in avanti. Qui ci provano anche con Mannino. Ancora una volta Anania però riesce a rispondere presente. Era proprio l'ultima emozione di questo primo tempo. Proprio dal rilancio dell'estremo difensore della Folgore si andrà a riposo sul risultato di 1-0 e sulla doppia superiorità numerica. Ricordiamo che la Folgore ha 2 uomini in meno, doppia espulsione prima di tornare in campo con il Città di Messina, che quindi dovrà solo giostrare questo risultato. Nel frattempo triplo cambio per questa seconda frazione di gioco. Escono Mannino, Cangemi e Spoto per far spazio a Maisano, Currò e Lazzaro, e nel frattempo è ricominciata la partita con il Città di Messina che prova subito ad andare in avanti. Complice anche la superiorità numerica, sarà un match in discesa per loro. Qui subito una grande occasione con D'Amico, che è servito dall'out di sinistra, arriva su questo pallone ma spara alto. Ancora Città di Messina con il cross dentro, pallone spizzicato da D'Amico verso l'aria, pallone che però può essere allontanata dalla Folgore. Male però, Currò prova a calciare ma viene trattenuto sotto gli occhi del direttore di gara, che non ha alcun dubbio e fischia la massima punizione in favore dei padroni di casa. Sul dischetto andrà La Rosa, che prende la rincorsa, calcia perfettamente anche se centrale, ed è il raddoppio del Città di Messina, che arriva quindi dopo pochi minuti dall'inizio della seconda frazione di gioco. La firma di La Rosa è 2-0. Va ad abbracciare anche Mister Cosimini, che nel frattempo effettua un cambio. L'estremo difensore Merlino, praticamente non chiamato in causa, lascia il posto a Gulletta. E ancora Città di Messina qui in avanti, splendida la giocata del brasiliano Arena, che possiamo riapprezzare, che poi prova a mettere questo pallone in mezzo per D'Amico, ma riesce a spazzare via la difesa della Folgore. Città di Messina che, come era prevedibile, spinge ancora in avanti. Qui D'Amico
si crea una bellissima occasione, prova col sinistro ad andare verso l'incrocio dei pali, palla che però sfiora la traversa e finisce alta, ancora loro dall'out di sinistra, pallone in mezzo, palla che resta lì e Arena però spreca un'occasione colossale, non da lui, mandando alto il possibile 3-0, ancora però una splendida combinazione qui fra Arena e D'Amico con il pallone che poi resta lì, non riesce a trattenere Anania e allora è Daniele D'Amico l'autore del 3-0, la gioia del gol personale con il Città di Messina che praticamente mette in cassaforte il risultato. Riapprezziamo anche in questo caso la caparbità di D'Amico che poi dedica il gol alle nostre telecamere in tribuna. Allora, doppio cambio adesso per il Città di Messina, escono rispettivamente Antonucci e Zagone per far spazio ad Andò e Lopresti, quando il risultato è già messo ampiamente in cassaforte. Continuano a provarci però i padroni di casa, continua a provarci Arena che vuole trovare la gioia personale, qui la palla sfiora il palo, altro cambio, l'ultimo per il Città di Messina, esce Capodivento per far spazio a Gualberti, ancora loro che continuano ad attaccare, qui il pallone in mezzo all'indirizzo di Maisano che riesce a coordinarsi e riesce a trovare l'angolo giusto per il gol che vale il 4-0, tutto facile per i padroni di casa che adesso praticamente a ogni azione rischiano di trovare la via del gol. Ancora manca del tempo alla fine della partita e i gol sono già 4 di vantaggio. Adesso arriverà l'unica occasione di questo secondo tempo per la Folgore, da calcio di punizione prova ad andare verso la porta di Bella, ma Gulletta arriva su questo pallone senza problemi, bloccando la sfera e neutralizzando il destro del numero 10 della Folgore. Dall'altro lato ancora il pallone all'indirizzo di Arena che con una finta di corpo supera l'avversario, prova a fare il pallonetto, pallone che colpisce la traversa, una bellissima giocata del brasiliano, molto sfortunato quest'oggi fino ad ora a non trovare la via del gol. Adesso Città di Messina che conquista un calcio di punizione, battuto in fretta da Giordano che vede il movimento di Currò che spizzica questo pallone quanto basta per battere per la quinta volta Anania. Gol del 5-0 firmato da Armando Currò, ne è entrato nella seconda frazione di gioco. Non vogliono fermarsi però i ragazzi di Mister Cosimini che vogliono continuare ad attaccare. Qui ancora Currò trova dopo pochi minuti l'occasione per la doppietta personale, questa volta Anania ci mette una pezza, poi anche la traversa fa finire il pallone fuori e allora ancora Arena che prova a combinare con D'Amico, ancora Arena calcia col sinistro ma viene murato dal numero 1 della Folgore. Attenzione perché l'azione prosegue, la palla finisce ancora nei piedi del numero 11 che supera un avversario, calcia col destro e allora finalmente arriva la firma di Anthony Arena sul 6-0 del Città di Messina, la gioia personale del numero 11 che dopo i numerosi tentativi in tutta la partita riesce proprio allo scadere a trovare la via del gol. Sarà anche praticamente l'ultima emozione di questa gara perché proprio sulla ribattuta il direttore di gara decide di non far continuare questo match, finirà per 6-0 e quindi un ottimo inizio di 2017 per i ragazzi di Mister Cosimini che volano a 34 punti in classifica. Dalle nostre telecamere per quest'oggi è tutto, alla prossima!